domani quello che sta succedendo al collega l'altra succederà pure a te. Cioè noi siamo di fronte a uno tsunami che ci sta travolgendo, non pensiamo di uscire come facciamo in passato. Infatti il discorso più importante che hai fatto è proprio quello della zona, qua, fra poco, se continua questa logica qua, ti immagini, cioè tutta tutto quello che prendeva dall'indotto, escono fuori, fanno da chilometro zero aumentano a 300 km, Murphy fa i sedini, fra poco le maniglie li fa un altro, le gomme li fa un altro, e quindi questa zona, come dicevi tu prima, cioè non funziona né più il commercio né i negozi, è una cosa brutta per il territorio, oltre la prima cosa è per perdere il posto qui, padri di famiglia, cioè è una cosa, capito? Per che cosa? Per tutelare gli interessi. Allora la legge, la politica deve fermarci, no? Più compagni rimangono alla parte chimica. Tutto questo perché succede? Proprio perché per l'assenza della politica, assenza della politica, assenza delle istituzioni, assenza dello Stato, assenza del governo. E cioè è un gatto che si morde la coda, è così, purtroppo è così. E allora come cominciamo a attaccare? Dove non c'è uno Stato forte succede tutto questo. Qualche anno fa, vedi se l'hanno potuto fare in Francia. Cioè in Francia quel matto la prima cosa che ha detto è fate tutto quello che dovete fare, però non pensiate di delocalizzare perché non esiste. Cioè voglio dire, è lo Stato che ti mette il puntello, no? E quello là non era mica un comunista sfegatato, quello era un fascistone. Però dice occhio che il paese viene prima di tutto. Poi invece se ne strafottono e pensano alla decadenza di Berlusconi, capito? Cioè cominciamo a parlare pure di queste cose, perché poi ci dobbiamo rendere conto. Cioè oggi come oggi questi qua minacciano le dimissioni qualora non si votasse contro la decadenza di Berlusconi, ma cioè rispetto a quello che stiamo vivendo oggi in questo paese, ma chi se ne strafotte di quello che succede a quel pazzo? Ma pure i politici locali, no, dovrebbero interessare loro, i politici locali, non dico nemmeno nazionali, ma locali, difendi il tuo territorio perché... Ma siete andati? Li avete chiamati? Li avete chiamati i politici locali? Siete andati ognuno ai vostri comuni a dire oh venite giù? Lo sa. Tutti i comuni, E cosa hanno risposto? Cosa hanno risposto? Le parole ci aiutano tutti. A parole, a parole. Ci organizziamo. Però come dice Davide, nessuno intanto prende la cornetta e dice... No, perché noi a Lanciano siamo riusciti a farlo. Più che a parola, fate un documento. Pure interesse loro, mangiano pure loro, ma se qua va tutto a zero non mangiano nemmeno più loro, cioè a livello proprio egoistico avessero a pensare pure a loro, no, che ne frega, che perdono il posto. Che hanno mangiato bene fino a mo'. E quindi stanno coperti per... la dispensa piena, c'hanno ancora il portafoglio pieno, ancora finisce la giornata, ancora il cominciato dimezzato. Purtroppo è vero.